La cittadella universitaria via Torino è un'altra delle nostre preoccupazioni al momento, dato che è stata creata una pianificazione, si ipotizza di spostare in quell'area centri direzionali, universitari, creare un vero e proprio campus con abitazioni anche per gli studenti pendolari e che vengono da fuori. Questo è assolutamente fondamentale e importante, però nello stesso tempo ci rendiamo conto che manca una vera e propria programmazione per Mestre dal fatto che mancano i collegamenti automobilistici, bus di linea e anche un coordinamento rispetto alla situazione urbanistica. Bisogna creare sì le strutture universitarie, ma fare in modo che non siano ghettizzate e lontane dal resto della città. In parte è quello che è stato fatto in passato per il quartiere Pertini, che era totalmente scollegato anche come assi viari rispetto al resto della città. Purtroppo quello che vediamo spesso è che manca una pianificazione, la progettazione e la programmazione. Come affermano tutti i candidati sindaco che abbiamo interpellato in questo periodo, la programmazione e la progettazione è il fulcro della politica, quindi vorremmo che questo non restasse carta bianca, lettera morta, ma venisse applicato da chi andrà ad avere responsabilità per Mestre e per Venezia.